Anche Forlì apre le porte al nuovo progetto politico del sindaco di Verona Flavio Tosi, segretario nazionale del Movimento Fare. All'incontro con la stampa, aperto dalla coordinatrice provinciale del movimento, Elisa Petroni, è seguito un incontro pubblico dal titolo La politica dei fatti oltre gli slogan, al quale hanno preso parte anche i capigruppo delle due maggiori liste civiche di centrodestra di Forlì e Cesena, Paola Casara e Gilberto Zoppoli. È un modo di fare diverso, la divisione fondamentalmente con la Lega e con Salvini deriva da un'impostazione. Io sono amministratore, sono sindaco da più di 8 anni, sono stato assessore regionale alla sanità del Veneto e quindi ho una visione pragmatica, molto pratica delle cose da fare, delle proposte da sostenere. Non riesco a fare proposte demagogiche, cioè non riesco a dire delle cose nelle quali non credo, non mi piacciono gli slogan tanto per dire gli slogan, e su questo, mentre con la Lega di Bossi, magari in maniera un po' diversa, però diciamo era anche uomo di governo, sicuramente mi sposavo nella Lega di Maroni, nella Lega di Salvini, che invece ha scelto una linea demagogica e populista di dire che bisogna uscire dall'euro, che invece non è la soluzione per l'Italia, nel proporre la flat tax al 15% che i conti del paese non reggerebbero. Quindi sostenere delle tesi nelle quali non credo, perché appunto non sono delle proposte credibili, allora rispetto a una politica che può essere quella di Salvini da questo punto di vista, di Grillo per altri versi, perché anche Grillo lancia degli slogan, non è uomo di governo, non gli interessa governare, gli interessa il consenso, e su quello sia Grillo che Salvini sono bravissimi, gli va riconosciuto a entrambi, hanno capacità grandi di attrarre consenso, ma non è un consenso di chi vuole governare o di chi sa governare. Oggi l'unica proposta seria, nel senso che è una proposta di governo comunque, uno la può condividere o meno, noi non la condividiamo, è quella del PD di Matteo Renzi, e dico non la condividiamo perché Matteo Renzi ha all'interno del PD una parte di sinistra, alla quale noi siamo assolutamente alternativi, perché è una sinistra ideologica, è una sinistra antistorica ed è quella che crea problemi sulle riforme, sul cambiamento, quando c'è da fare una riforma fa delle proposte che sono talmente al di fuori, come per esempio quella della stepchild adoption, che vuol dire andare a disfarle le riforme anziché farle, e quindi noi cerchiamo invece di dare una linea pragmatica, precisa, confrontandoci con tutti, non ideologica, cercando di capire quello che serve a livello locale, alle comunità locali come a Forlì, e a livello nazionale quello che serve al Paese. Ecco, quindi dove vi collocate e a chi vi rivolgete? Ma noi speriamo di riuscire a rappresentare chi oggi, e sono tanti, perché se a votare alle elezioni va il 50% degli elettori vuol dire che ci sono tanti che non si riconoscono. Cerchiamo di rappresentare chi non si riconosce in una centrodestra dove è Salvini che fa da punto di riferimento con la sua linea, che ripeto funziona in termini di consenso ma non vincerà mai le elezioni. Chi non si riconosce in Grillo, perché è assolutamente distruttivo, chi non si riconosce nel PD e quindi in una componente in particolare della sinistra del PD, che anche quella non fa l'interesse del Paese, e quindi cercando di dare una visione fatta soprattutto di amministratori locali, consiglieri comunali, sindaci, persone che veramente rappresentano il territorio, poi sono abituati a stare in mezzo alla gente, a chiedere il voto dei cittadini e a meritarselo il voto dei cittadini. Il voto dei cittadini te lo devi meritare, e se sei amministratore locale te lo meriti, altrimenti non vieni confermato e te ne vai giustamente a casa. E quindi ad avere questa visione, cioè a dare una rappresentanza a un elettorato di centrodestra che oggi non ha una rappresentanza vera, ed è una rappresentanza secondo me fatta appunto di buonsenso, di pragmatismo, di concretezza. Abbiamo scelto di chiamarci Fare per quello, perché siamo abituati a fare. Se uno va a guardare la città di Verona, che non è la più grande d'Italia ma è una città da 260.000 abitanti, è la 10ª città d'Italia, e siccome il mondo è piccolo può verificare cosa vuol dire saper governare, saper amministrare, far funzionare i servizi pubblici, dare sicurezza, fare numeri in termini di prodotto interno lordo, di turismo, di fatturato, quindi fare le cose fatte bene nell'interesse della tua comunità, questo partendo dal livello locale, esportandolo diciamo così a livello nazionale. Quali sono i temi prioritari che le stanno più a cuore in questo momento? Sono i temi che purtroppo, dico purtroppo perché non si doveva arrivare a questo punto, sono i temi che doveva risolvere qualsiasi governo che abbia preso in mano questo Paese dal 94 in avanti. Nel 94, nell'epoca post Tangentopoli, si disse, ed era vero, che serviva una rivoluzione liberale
che serviva uno Stato più leggero, che bisognava ridurre la spesa pubblica, che bisognava ridurre il debito pubblico, che bisognava ridurre la burocrazia e quindi che bisognava fare le riforme che gli italiani si aspettano e condividono da 20 anni. E questi sono ancora i temi veri. La differenza qual è? La differenza è chi è capace di farlo. E quindi la differenza sta nelle persone, tra chi chiacchiera, tra chi ha avuto la possibilità di cambiare e non lo ha fatto e chi invece ha dimostrato di saper fare le cose. Per fortuna oggi l'elettore è molto più critico nel senso attento, e quindi sceglie le persone, e ripeto, non tanto per le promesse ma per quello che uno ha dimostrato di saper fare. Ultimissima domanda, visto che siamo in Romagna, quanti fari si stanno accendendo qui nel nostro territorio? Diciamo che ormai siamo a più di metà del paese, perché siamo a 54 fari, e quindi provincia per provincia non abbiamo fretta, ci abbiamo messo parecchi mesi, la fondazione l'abbiamo fondata 2 anni fa, ma l'idea è quella di fare le cose fatte bene, cioè di scegliere le persone territorio per territorio in modo da essere davvero rappresentativi ed essere seri nei confronti degli elettori. Anche la città di Forlì apre le porte al faro, alla nuova politica del fare di Flavio Tosi. Sì, questa sera siamo ufficialmente nati, abbiamo acceso il nostro faro anche nella città di Forlì e da qui in avanti cercheremo di essere presenti sul territorio attraverso delle azioni politiche, delle proposte politiche e non solo, anche attraverso delle proposte di carattere culturale, grazie anche alla presenza della nostra fondazione Ricostruiamo il Paese, attraverso le quali riuscire in un qualche modo anche a coadiuvare quelle che sono le azioni politiche anche dall'aspetto diciamo più prettamente contenutistico e culturale. Perché ho deciso di metterci la faccia? Ho deciso di metterci la faccia perché credo che i tempi siano maturi per provare a costruire un progetto che sia alternativo a quello del PD, della Lega di Salvini e del Movimento 5 Stelle. Noi come movimento ci rivolgiamo a tutti i cittadini, soprattutto i disillusi, quelli che non credono più nella politica, perché intendiamo provare attraverso l'azione quotidiana a ricostruire quel rapporto di fiducia che si è logorato nel tempo. Non ci affideremo all'utilizzo di spot o di slogan tanto per, che hanno esclusivamente l'obiettivo poi di travisare quella che è la realtà e dare anche una errata percezione di come effettivamente funzionano le cose. Noi vogliamo essere appunto pragmatici, concreti e vogliamo dire ai cittadini le cose come stanno. E per questo ci impegneremo e cercheremo anche di valutare quotidianamente sul territorio quali sono le situazioni che necessitano di intervento. Sicuramente c'è bisogno di aiutare quelle che sono le piccole e medie imprese, i liberi professionisti che colpiti anche dalla crisi economica che riguarda l'Italia, l'Europa, che è una crisi comunque anche di carattere mondiale. Vogliamo cercare attraverso delle proposte di venire incontro anche appunto alle piccole e medie imprese che sono poi il volano economico del territorio. Allo stesso tempo aiutare anche gli imprenditori, evitare che questi possano delocalizzare le loro imprese e farli rimanere sul territorio. Quindi cercare di creare quel sistema e quelle condizioni tali per cui l'imprenditore si senta, pur essendo nel locale, un pochino universale e quindi abbia tutto l'interesse a rimanere sul territorio e portare ricchezza anche ai nostri territori. C'è bisogno di guardare alla sicurezza perché i nostri territori ultimamente sono colpiti da una quantità enorme di furti e quindi c'è bisogno di porre rimedio a questa situazione. Potremmo farlo per esempio utilizzando le videocamere o comunque studiando degli altri sistemi che possano rendere la vita del cittadino più sicura. Adesso è impossibile camminare per le strade di Forlì la sera anche solo alle 10, le strade sono buie, c'è la percezione del rischio, del pericolo. Ecco, questo credo che sia qualcosa che non deve succedere e il cittadino deve girare sicuro, anche perché paghiamo le tasse, abbiamo bisogno di ricevere dei servizi e credo che anche la sicurezza rientri in un servizio che il comune deve garantire. Allo stesso tempo ritengo che sia fondamentale mettere mano al bilancio, andare a vedere con precisione quali sono le entrate, quali sono le uscite e valutare anche un taglio della spesa laddove questa risulti superflua, cercando in questo modo di poter agire anche sull'abbattimento della pressione fiscale.
per permettere ai cittadini di poter spendere di più e spendere meglio e di sentirsi in un qualche modo anche gratificati e un pochino più in pace, perché probabilmente migliorando la qualità della vita dei cittadini viene anche meno quella rabbia e quella protesta che poi è quella che alimenta movimenti come il Movimento 5 Stelle o la Lega, appunto, che tendono a parlare alla pancia piuttosto che alla testa, e quindi ovviamente questo porta ad avere un maggiore consenso in alcuni territori. Noi siamo sicuri che lavorando quotidianamente con serietà e non raccontando frottole, passatemi il termine, riusciremo ad avvicinare della gente e comunque a creare quell'onda capace di sommergere i populismi.